Presentata oggi presso il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento la nuova tratta aerea diretta che collegherà Palermo con la città di New York, operato da Neos Air, vettore aereo del gruppo Alpitour. L'evento è stato organizzato in collaborazione tra la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi di Agrigento e il gestore dell'aeroporto di Palermo, la GESAP. La presentazione di Agrigento perché Agrigento, grazie a questa opportunità che abbiamo raggiunto di Capitale Italiana della Cultura 2025, sarà una meta fondamentale per i turisti. I soliti turisti che vengono da New York fanno New York-Roma e poi fanno un altro volo, o Milano, o Venezia, o Firenze. E quindi possono anche fare Palermo, ma si fermerebbero a Palermo. Invece direttamente, se noi facciamo la New York-Palermo e poi se siamo in grado di organizzare delle navette direttamente dall'aeroporto a Agrigento, concordate quasi ogni ora in concomitanza degli arrivi, come se il turista facesse New York-Agrigento. Abbiamo il privilegio di presentare giusto qui ad Agrigento, capitale della cultura del 2025, il nuovo volo diretto Palermo-New York. Per noi è motivo di vanto e di orgoglio di iniziare questa campagna di promozione proprio ad Agrigento e riteniamo che sia un collegamento davvero strategico non soltanto per i collegamenti ordinari ma soprattutto per quel turismo delle radici che sta riannodando sempre di più il territorio con gli Stati Uniti d'America. Parliamo di questa tratta aerea, quando volerà il primo aereo? Alla fine di giugno avremo il primo volo grazie ad una compagnia, a un vettore aereo italiano, Neos, che è già consolidato in questo segmento e che per la prima volta si cimenta in via sperimentale con il Palermo-New York. Si tratta di una sperimentazione, speriamo che vada davvero bene e che possa addirittura esserci anche nel 2025 in occasione di Agrigento Capitale della Cultura, perché potrebbe essere un utile strumento, un'opportunità per i tanti statunitensi che guardano con particolare interesse a questa opportunità. Intanto lasciatemi dire che sono particolarmente orgoglioso a nome della DMO della presenza dei rappresentanti dell'aeroporto di Palermo e della Neos, che hanno deciso di volerci gratificare con la loro presenza oggi qui. È un momento importante perché Agrigento, in prospettiva di questo lancio di Capitale della Cultura, che non può e non deve essere un momento isolato ma un momento di sviluppo, si proietta nella sua promozione anche negli Stati Uniti. Il volo è un volo diretto Palermo-New York e noi in questo momento stiamo facendo la presentazione del volo qui ad Agrigento, ma l'obiettivo è quello di fare un co-marketing negli Stati Uniti in modo tale da veramente valorizzare questa nostra terra e dare l'opportunità a tanti turisti americani, che sono ovviamente un segmento per noi fondamentale, di venirci a trovare e di venirci a scoprire e riscoprire.